È buona come la tua perché l'impasto l'hai fatto tu e Guarda. gli ingredienti sono di alta qualità. Perfetto. Ciao Patavini, con il Palazzo della Ragione alle nostre spalle, vi porto oggi a conoscere una realtà nata non propriamente qui nel centro storico di Padova, ma che è arrivata qui con i propri impasti, le pizze gourmet e gli ingredienti di ottima qualità. Se non l'avete ancora capito, sto parlando di Balobino, una pizza gourmet nel cuore di Padova. Andiamo! Ho raggiunto Davide in parte del suo habitat naturale. Perché dico parte? Perché siamo da Balobino. Io l'ho già anticipato, a 2 passi dalla piazza. Non sei nato qui, non siete nati qui come Balobino. Esatto. E dico anche quello che ho detto perché alle nostre spalle c'è il pane. Nostra storia, sì. Intanto grazie dell'accoglienza, ti ringrazio per averci accolto appunto e per essere io qui con te. Questa è parte della tua storia, il pane. Perché? Perché noi da 2 generazioni facciamo questi prodotti. Il prodotto pizza è un prodotto che è nato di conseguenza dopo aver aperto dei locali e per voler somministrare ai nostri clienti un prodotto caldo, farcito, ed è nata quest'idea di fare la pizza così. Una bella idea e una buona idea. Io so i tuoi prodotti, so quello che usi, so l'amore che ci metti e si vede, che trasmetti anche ai ragazzi che lavorano e collaborano con te. Perché è nato Balobino? Balobino è nato da un locale che prima era un locale giovanile Ok. e poi avanzando io di età ho cambiato sistema di lavorare. Hai detto cosa posso fare col passare degli anni? E ho mescolato il lavoro di ristorazione con quello di panificazione che avevo iniziato a fare. Certo. Ed è nato Balobino. Quanta attenzione c'è dietro agli impasti che porti a tavola? C'è attenzione in ogni singolo particolare, temperature, tempistiche, acidità, farine, tipi di sale, c'è attenzione in tutte le cose. Io l'ho vista, ci sono le tue mani in tutti gli impasti, Sì, in tutti i sensi. tutte. Ti svelo un segreto, vi svelo un segreto, io l'arte della panificazione in generale la amo e la adoro. Quando ero piccolo sono andato a passare una notte in un panificio proprio perché mi piace questa cosa. È bello, come dici tu, l'attenzione a tutti i dettagli che ci devono essere. Non possiamo mostrare la parte di laboratorio perché appunto non ce l'avete qui a Padova, però mai dire mai. Quindi quando veniamo vuoi. a trovarvi anche in Fai un'altra laboratorio. notte. Un'altra notte in panificio, guarda che vengo io, Quando vuoi. Quando vai, fatta, Sempre voi aperto. testimoni. Passiamo una notte nel vostro laboratorio così possiamo vedere anche il pane e gli impasti qui di Balobino. Io direi andiamo all'opera. Sai che a me piace mettere le mani in pasta. Ok. Andiamo in cucina, ci mostri un po' di ingredienti e poi non vedo l'ora anche di degustare. Andiamo. Davide, che è fuori campo, mi ha appena chiesto cosa devo fare io. Gli ho detto improvvisiamo, mi ha sfidato, oppure ci siamo sfidati perché io sono un po' competitivo, lui anche. Per me è un piacere e un onore comporre questa pizza, che adesso andrà a spiegarci lui. Così tu hai l'aggravante, la difficoltà del spiegare anche cosa stiamo facendo, io posso concentrarmi solo su quello che stiamo facendo. Mezza pizza lui, mezza pizza io. Siamo pronti? Pronti? Facciamo partire il timer anche. Lo mettiamo in post produzione? Vai. Andiamo? Allora, lui la sta tagliando a metà. Dopo, 4 spicchi a me, 4 Metà spicchi a lui. Allora, io provo ad andare. Giuro che ho visto solo preparare quelle di prima. Non so, spero di riuscire a fare giusto. Non a tempo, vero? Beh, avevamo detto quasi a tempo, però meglio di no, dai. Giuro, Davide, ho il cuore. Come va? Ho il cuore che batte forte. Emozionato? Sì, sto un po' tremando. Non so se si vede in camera. Poi, vieni anche stasera. L'importante è farle fatte bene. Raccontaci cosa stiamo mettendo. Abbiamo messo una stracciatella che non è pugliese, è fatta qui a Rubano. Poi ci mettiamo una trattata di gambero rosso, Che è molto bella. del Mediterraneo ovviamente, Delle mandorle, giusto? delle mandorle. Cioè sulla composizione abbiamo fatto differenti, giustamente, perché tu l'hai fatta... No, giustamente tu l'hai fatta bene. Io vedendo impiantare le altre ho detto impiantiamola a metà. Ok, messe le mandorle, ci mettiamo un filo di uva di mare. Guardate che bella. Ma sì che non l'ho mai mangiata. Sa, Cos'è nel concreto questa uva di mare? Un'alga? Un'alga. Faccio così, guarda. sapida, è buona. Ci sta molto bene con il gambero. Non la conoscevo, quindi grazie anche per questa scoperta. Giuro che non ho ancora guardato la tua, che sarà sicuramente più bella. Sono messa presa. Zeste di limone. Vado io? Prego. Così a tempo vicino. Sai che a me piace molto le zeste di limone, mi piacciono molto, soprattutto sugli impasti e sul gambero, ci sta molto bene. Non ci sto azzeccando, però Poi ci andrà su. Perfetto. la tua sarà più bella. A te l'onore. Guarda, sto tremando veramente, guarda. Un po' di olio. Sì. Ah, giusto, vai. La tua è a mezzaluna. È a mezzaluna, esatto. Votazioni? Beh, indubbiamente vince la tua, c'è anche la presentazione al centro, come giustamente sono state fatte le altre. Adesso cosa facciamo? Ce l'assaggiamo, direi? Assaggiamo. Assaggiamo. Vorrei dirti, tu assaggi la mia, io assaggio la tua. Però io ho l'onore di assaggiare le altre due tue, quindi assaggio il disastro che ho fatto io. Vai. Guardate che bello.
Oh, guarda, sto ancora tremando dall'emozione di aver fatto questa pizza al tuo fianco. Tremo anch'io a fianco tu. Mica tanto, dai. Ma è la tua? È buona come la tua perché l'impasto l'hai fatto tu e guarda. gli ingredienti sono di alta qualità. Perfetto. Devo fare un commento a super caldo, anche se la pizza è composta a freddo. Tartare di gambero ovviamente è molto buona. L'uva di mare veramente è una cosa che dà una spinta, non l'avevo mai assaggiato, dà una spinta incredibile, si abbina benissimo. Le zeste di limone, a me piacciono molto gli agrumi in generale e qui ovviamente stanno bene. Non ti devo dire niente, tu sei molto consapevole delle pizze e degli abbinamenti che fai e non vedo l'ora di assaggiare le altre che abbiamo preparato. Quindi adesso ci accomodiamo fuori e degustiamo anche quelle. Davide, ci siamo accomodati nel tuo giardinetto dove c'è una pace meravigliosa, devo dire, devo ammetterlo. Ho avuto il piacere di preparare una pizza al tuo fianco e anche di assaggiarla in diretta perché non ce la facevo resistere e di vedervi preparare questi capolavori dove l'attenzione al dettaglio, alla composizione del piatto e all'estetica, perché giustamente l'occhio vuole la sua parte ed è il primo elemento che viene utilizzato, no? Quando qualsiasi pietanza arriva al tavolo, io dico sempre si mangia con 5, quasi 6 sensi. Vi ho visto preparare queste pizze a 4 mani, che è la prima volta che vedo preparare una pizza a 4 mani e avete molta attenzione e cura nei dettagli e negli elementi. Ti chiederei gentilmente di spiegarcela a questo punto, prima di assaggiare e azzannare questi piatti. Volentieri. Questa è una pepperoni, è su una base con il mais estruso. Ci mettiamo del fior di latte, dell'anduia calabra, del chorizo iberico, una mousse di ricotta, un peperone arrostito, peperone crusco di Senise e dei fili di peperoncino. Io sorridevo durante il tuo racconto per il nome che ha questa pizza, no? Pepperoni. Pepperoni perché? Perché volevamo un po' simulare la famosa pepperoni americana, però c'erano pochi ingredienti, quindi ne abbiamo Lecito. 2 o 3, abbiamo lasciato un po' di piccante e ci abbiamo messo un po' di peperoni. Io non lo sapevo, l'ho voluto un po' stuzzicare e stimolare su questo perché immaginavo ci fosse una storia simile dietro. Oltre all'elemento pepperoni americano c'è comunque la parte di peperone e di peperoncino all'italiana, come è giusto che sia. Quindi questa la mettiamo un attimo in pausa per passare a questa bellissima classica. Questa penso che sia la pizza nostra più venduta. È una base con cottura al vapore, lentissima, 25 minuti di forno al 100% di umidità. È fatta con le farine di grani antichi siciliani e di grano duro. Poi ci mettiamo sopra una salsa di pomodoro che facciamo noi, della stracciatella e dei germogli di basilico. Mi hai convinto. È arrivato il momento di assaggiare. Da quale partiamo? Il giro sarebbe Vai. questa e questa. E io ti seguo. Andiamo. Questa l'abbiamo già fatta, quindi Lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Non mi tiro indietro davanti a è la queste cena, cose. è la cena. Sono in estasi, cosa ti devo dire? Cioè, si sente molto la ricerca della qualità e dell'attenzione non negli ingredienti, neanche nella selezione, oltre che nella composizione. Germoglio di basilico, anche questo non l'avevo mai mangiato. I germogli a me piacciono molto, il germoglio di basilico. Molto bello, molto intelligente, molto particolare sulla pizza. Diverso dal solito basilico. È più delicato. Sì. Molto bene. Ora che me la gusto qui con un po' più di calma rispetto al bancone, mi piace moltissimo la base. A me il mais personalmente piace molto e si sposa molto bene con tutti gli ingredienti, quindi come detto prima, l'attenzione e la ricerca che avete fatto nel sopra è tanta, così come quella che avete fatto immagino per la base, giusto? Esatto, noi usiamo farine integrali di tipo 1, c'è del lievito madre, principalmente c'è la biga, sono per impasti, hanno un'idratazione tutte elevatissima. La parte impasti, come già detto, la rimandiamo. È arrivato il momento della maccheronica, pepperoni, fa per dire. Anche questa molto ricercata, un impasto stupendo anche questo. Ora patavi. Venite a gioire, prendervi cura di voi, che è importante la cura personale. A me questa piace un sacco. Posso dirti solo grazie di avermela fatta conoscere. Tanti elementi possono sembrare anche contrastanti, ma non lo sono, si sposano benissimo. Comunque un'esplosione al palato di sapori quasi conosciuta, quasi no. È quella via di mezzo che ti lascia, anzi ti dico una perla, questa ti lascerà stupita ogni volta che la mangi. Sbaglio? Verissimo, questa l'ho voluta perché lega un prodotto che non si può definire pizza a un gusto che è pizza. Sono d'accordo, hai detto bene. Quando la mangio sento comunque una pizza. Sento una pizza anche molto buona. A me personalmente piace moltissimo quando c'è tutta questa combinazione e allineamento di consistenze, sapori, esplosioni al palato. A me è venuta in mente una domanda: come concepisci la pizza? Come nasce una pizza? Come nasce un gusto? Nasce molto in base alle stagionalità. Principalmente noi giriamo tante pizze, abbiamo delle fuori carta, ogni 15 giorni escono delle fuori carta, molto legate alle stagionalità. Queste pizze nascono come a te nascono le parole
ogni tanto a me nasce. Hai detto bene, non serve aggiungere altro, credo che questa frase riassuma il concetto che c'hai in mente, nel cuore, nelle mani e che porti qui con Balubino. Quindi io ti ringrazio di far nascere queste delizie, di averci fatto entrare un po' in quello che è Balubino. Salutiamo tutti, ci vediamo alla puntata sugli impasti, sul pane, Ti eccetera. aspetto, La rimandiamo, aspetto. Io arrivo, sono di parola. Ciao a tutti Grazie. e grazie Davide. Ciao. Possiamo riprenderti titoli di coda con la scena horror del carrello? Dai, ti do una mano. Abbiamo spostato il carrello per la registrazione, è doveroso rimetterlo al suo posto.